Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi mostro subito una partita interessante, una partita abbastanza datata, giocata parecchi anni fa da un giovanissimo ma molto talentuoso Hikaru Nakamura, quindi giocatore dell'elite mondiale, attualmente tra i primi 10 al mondo, fortissimo per quanto riguarda il suo gioco rapido, e il suo avversario un altrettanto giovane, grande maestro, quindi stiamo parlando di giocatori professionisti dalle conoscenze altissime, di nome John Lloyd. La partita è stata giocata a Boston all'interno di un torneo open, quindi aperto a tutti, dove in uno di questi tanti turni che compongono i tornei aperti, i tornei open, si sono appunto scontrati Hikaru Nakamura con il bianco, che all'epoca aveva un elo irrisorio. Dico irrisorio perché se adesso viaggia su 2700 direzione 2800, anche se adesso ha perso un po' di terreno nei confronti del 2800, e all'epoca aveva 2450. La partita inizia così: è 4 per il bianco, D5 sulla scacchiera, e quindi siamo nel pieno dell'apertura scandinava. Ma guardate un po', probabilmente sia per sorprendere l'avversario, sia per giocare in modo creativo, perché Nakamura quando era giovane era conosciutissimo e ha creato tanta attenzione a lui per il suo modo creativo, ha giocato cavallo F3, o meglio, scusate, cavallo C3. Cavallo C3, idea semplice: attacchiamo 2 volte questo pedone, in caso di cattura io da bianco sono contento, porto un cavallo verso il centro. Chiaramente il resto della partita può continuare in tanti modi, ma il bianco è ben certo di avere già un piccolissimo vantaggio. Ovviamente siamo ancora in piena teoria, sono soltanto 2 mosse. Il nero gioca D4, D4 serve per conquistare spazio, il bianco cavallo E2, e a questo punto il cavallo in E2, chiaramente casa dove potrebbe andare benissimo l'altro cavallo, si trova in un posto di intralcio, quindi deve essere riciclato. E quale casa migliore per andare se non G3? Il cavallo in G3 è utile perché prima di tutto lascia una diagonale libera dove l'alfiere bianco potrebbe trovare una facile coordinazione e sistemazione. L'altra informazione, l'altra utilità di un cavallo in G3 è che io alla prossima mossa, o forse tra 2 mosse, porterò un altro cavallo in F3 e quei 2 cavalli lì vicini a loro ovviamente controlleranno tantissimo spazio. La partita prosegue con cavallo F6, cavallo F3 e dopo alfiere D6, come vi dicevo prima, l'alfiere in C4 trova una collocazione ideale. A questo punto i 2 cavalli, come vedete, controllano la quinta traversa. Questo è qualcosa di fondamentale, soprattutto nei finali. Se voi in finale riuscite a posizionare 2 cavalli vicini, chiaramente taglierete fuori dal gioco molti dei pezzi avversari, e se proprio serve in finale, tagliare fuori dal gioco il re avversario diventerà importantissimo. Qui siamo ancora all'inizio, siamo in apertura, quindi arrocco per il nero, arrocco per il bianco, dopo alfiere G4, e purtroppo uno dei 2 cavalli lascerà la scacchiera, e qui ovviamente siamo nel pieno del mediogioco. H3, mossa logica. Interrogando, si dice che quando io muovo il pedone H che inchioda un alfiere che sta inchiodando, lo sto interrogando, sto chiedendo al mio avversario cosa voglia fare con questo alfiere, se darlo, cederlo per il cavallo, oppure mantenere l'inchiodatura. Il bianco qui, dopo H3, probabilmente non si aspettava la mossa della partita, perché in partita il nero ha deciso di giocare alfiere H5, e dopo il cambio chiaramente la posizione è abbastanza comoda. Cosa accade in queste situazioni? In queste situazioni, soprattutto quando stiamo giocando contro un avversario molto più quotato rispetto a noi, spesso si commettono degli errori che a parità di elo, di categoria con un avversario qualunque, potrebbero non accadere. Perché questa è una piccola tattica, una tattica un po' ingenua, perché io creo un pezzo indifeso al mio avversario, questo pezzo si trova sulla traiettoria della mia donna, e chiaramente dopo cavallo per D4 effettivamente il mio effetto sorpresa dell'apertura sicuramente è andato bene. Per quale motivo è andato bene? Perché chiaramente qui da bianco ottengo un vantaggio. Non resta di meglio che complicare il gioco, e quindi purtroppo ho perso un pedone, posizione il cavallo in G3 che comunque sia un po' di compenso, un po' di squilibrio riesce a crearlo. La cattura è obbligata, ho doppiato i pedoni, dopo pedone per D4, il bianco si ritrova con un pedone di vantaggio e una certa pressione sul punto F7. Deve fare un po' di attenzione perché questo alfiere nero chiaramente punta
in G3. D3 sulla scacchiera, alfiere per G3, ovviamente il punto G3 poteva essere difeso, ma quello che decide di giocare Nakamura, famosissimo per il suo gioco tattico, dinamico, creativo, è semplicemente raggiungere questa posizione. L'alfiere in G3 non è difeso, ma io voglio ulteriormente complicare la posizione e creare qualcosa di nuovo giocando torre per F7. Torre per F7 chiaramente è una torre difesa da un alfiere, entrambi controllano una casa vicina all'avversario, questa torre deve essere assolutamente eliminata. Così avviene, torre per F7 sulla scacchiera, alfiere per F7 e dopo re H8 il bianco ha comunque sia recuperato il pedone. Vi ricordate qualche minuto fa dicevo che questo pedone G3 poteva già essere difeso da parte del bianco, però il bianco lo difende e lo difende in modo molto attivo perché su re per F7 la semplice donna F3 riguadagnerà il pedone con ovviamente una posizione più comoda perché molti pezzi hanno già lasciato la scacchiera. Dunque, dopo alfiere per F7, re H8 giocata, donna G4, attacco il pezzo indifeso, ricordate quando state attaccando cercate sempre di prendere di mira i pezzi non difesi. Alfiere 5, alfiere G5, attacco la donna, alfiere F6, torna indietro, tutte le semplificazioni sappiamo che sono ottime per il giocatore che è in vantaggio e dopo alfiere per F6 una ovvia e spontanea donna per F6 verrebbe immediatamente punita dal matto immediato. Quindi a questo punto G per F6 è obbligata e non resta altro che portare l'ultimo pezzo in gioco. Ci sono già pochi pezzi all'interno della scacchiera, la torre in F1 si trova benissimo, dopo cavallo D7 alfiere 6, la pressione che sta creando il bianco è evidente. Il bianco ha anche delle idee di matto perché questo pedoncino che difende, unico difensore del re del nero, è chiaramente su casa chiara e quindi alfiere con la donna, forse anche con la torre, si potrebbero tutti coordinare contro il punto H7. Cavallo C5 giocata, alfiere F5, la donna in E7 trova difesa e a questo punto Nakamura probabilmente dopo una lunga o comunque sia dopo una ottima analisi gioca la fantastica alfiere per H7. Questo alfiere è evidente che è difeso da nessuno, quindi io potrei catturarlo con il re, ma a questo punto il matto che segue sarà torre F5 e da lì in H5. Potrei forse catturarlo con la donna, che è anche la mossa della partita, ma dopo torre F5 la torre in H5 si ripropone in attacco. Torre in H5 o comunque sia la torre in F5, oltre a minacciare la fortissima inchiodatura, minaccia anche il cavallo, quindi su due minacce purtroppo non c'è difesa. La partita continua, torre G8 intermedia, la donna difende la torre, torre G5 sembra aver risolto i problemi della posizione perché abbiamo difeso il cavallo, ci siamo sottratti dalla minaccia di ingresso in H5. Tuttavia, dopo il cambio, magicamente arriva Don F8 e anche qui nuovo problema, Don F8, attacco il re e attacco quel cavallo che non è difeso. Splendida e corretta combinazione da parte di Hikaru Nakamura ed effettivamente adesso il vantaggio si incrementa perché abbiamo due pedoni in più e oltre a questo abbiamo delle minacce concrete contro questo, questo, questo e questo. Quindi la donna nera si trova realmente nella posizione ideale. Lì al centro della scacchiera attaccando 4 pedoni. Se io attacco 4 pedoni chiaramente è abbastanza impossibile, improbabile che il mio avversario possa tenere tutto e quindi donna per A7 ne elimina 1. B6 sulla scacchiera, scacco intermedio, re H7 e a questo punto dopo donna C8 segue l'abbandono. L'idea del bianco, il bianco qui riesce a vincere in modo semplice perché la donna andrà in F5, il pedone potrebbe potrarsi o comunque portarsi in avanti il più possibile cercando di promuovere e ovviamente la semplificazione del materiale, quindi il cambio delle donne, porterà senz'altro a una posizione vincente. E dall'altra parte un altro piano abbastanza facile da giocare è creare un pedone libero lì sul lato di donna. Rivediamo dunque la partita, interpretazione molto particolare e sorprendente contro la scandinava, dove il bianco ha giocato cavallo C3, spinta al centro, il cavallo si ripiega, cavallo ripiega indietro e dato che in E2 non sta bene cerca nuovamente di trovare un'altra casa. Cavallo in G3 sta benissimo, cavallo F6 sulla scacchiera, la partita prosegue finché Nakamura imposta uno schema abbastanza classico. E attenzione perché questo alfiere in G4, che abbiamo detto essere una mossa molto spontanea e naturale, in realtà dopo H3 deve essere cambiato perché il nero per giustificare questo alfiere in G4 deve assolutamente cambiarlo sul cavallo.
Non è così, alfiere H5 sulla scacchiera, cambio in H5, dopo cavallo per D4, pedone in più. L'apertura del bianco è stata sorprendente. Cavallo G3 giocata, dopo pedone per D4, l'alfiere nero vuole catturare G3 e la partita continua tatticamente in questo modo, dove ogni mossa del bianco, così come abbiamo visto, è sostenuta da un tema tattico che gli permette di migliorare ulteriormente la posizione. A questo punto torre F1 punta l'ingresso su H7, abbiamo detto torre F1, salto in F5, ripiego in H5, catturo H7 con attacco e soddisfazione. La partita dunque continua dove il tema tattico con l'alfiere per H7 e poi alla fine è più che risolutivo. Doppia minaccia, donna torna indietro, nuovamente doppia minaccia, dopo torre G5, semplifico tutto, cattura il cavallo, cattura il pedone, più pedoni all'interno della scacchiera, la partita è assolutamente vinta per Hikaru Nakamura, che da bianco porta a casa questo risultato. Era un giovanissimo Hikaru Nakamura che all'epoca aveva 2450 punti e stava già catturando l'attenzione mondiale. Tanta attenzione intorno a lui, questa partita lo dimostra, grande talento. Appuntamento al prossimo video e vi invito come sempre a seguire i social di Mattoscacco. Ciao a tutti!